Una vostialde che ven dal grim da storie acclamadoglie tal prim país da Valchialde inte crows dall'arcidiaconà di Guart, dan vite a 19ª erogazione da Pleif. Il territorio da Pleif aveva une uniche iglesie mari, dove che tutte le sfias si chiattavano per ricevere i sacramenti, in particolare il battesimo, e dove che si tornava per essi sotterrati. La iglesia di San Martino di Ciurciuvinte è stata deleata a Santa Maria di Guart fin tra mai al 1912, quando il vescovo Anastasio Rossi l'ha assegnata a 9 foranie di Paluce. Dal 1794 il vescovo di Udine, Monsignor Antonio Zorzi, in virtù da storie e dai documenti, gli dà all'Iglesia di San Martino il titolo di Pleif e sia predis che il di Plevans. Per vecchio e per un grum di secoli, la int dal canal di Guart, da Valpesarini e da Valchialde, come che i conti in i documenti dal 1600, scrutinati da Pieri Pincian, il lunis da srogazione sei partiva da loro iglesia con la scrouse e coi predis per chiatasci duci tal plan di San Martin di Davar. Queste antiche usanze, rinfresciate fatte da ventà pellegrini di anni in anno, das Pleifs dipendenzi Sante Marie di Guart, attorno a Ciurciuvinte, per pea e stringi un leam che nessuno al posto di smentea. Un clip di sorelle si fa splace fra la sneuluta stant che int, crows e predis si chiat in dogne dal lavador di Rio di Sot, ad or da sagas da Rio Barban, che astiante cence poste la loro storia scorrinte in fra i clubs. Qui si chiatting a fa fieste con la loro crows, las comunità da Pleif di Guart, di Mion, di Davar, di Liarias, di Comelias, di Tualias, di Monai, di Prat, di Pesarias, di Rigulat, di Alfore d'Avoatre, di Sapade e di Ciurciuvinte. Da ur di Ches, crows, e tutte la inte di ire di voi, campestiat pass da ur pass con momenti di dolore e di ligrie, i trois da vite di ogni singole comunità. Buongiorno a tutti, Alice qua. E siamo qui per un appuntamento che sa di fede, di storia, di cultura. E siamo qui con le nostre croci che rappresentano la fede delle nostre iglesias. E siamo qui per dare la benedizione al Signore in un momento di crisi in cui abbiamo bisogno di speranza. Il Signore non dà la speranza, si domanda. E sperare vuol dire società, impegnarsi per tempi migliori, sapendo che la nostra storia, la nostra vita trasmessa al Signore, poi su fondamenti saldi. Ora do la parola al foraneo, Don Gianni,
la clamada das cruz. Allora intanto dico benvenuti anche io, benvenuti, che l'Opsis Christis, e cominci come tradizione clamando das cruz, che sono il segno da essere comunicato. Bene. Allora, Deus in adiutorium meum intendem, Domine adiuandum me destina, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia. Sin risurrissa la vita, vince celebrate la Pascha, din su calma benum et chiamte a Christ, con un temple di Dio. Ardenus il benus parte, non las paradiallas obite, sanguinum fierte, così come sandai agnei, i figli di Israel proteggeve, che entre las ondas passavi dura che nemis in eare. Gesù nuova paz che nos pare, dal mal che penetra nos sente, nos libera del pura tristeria e da soveretà d'un amore. Al pari datorio di vita, e alla resurrecum potenza, e a spiriti Deus et di gloria eterna, perfetta e infinita. la Cruz di Sant'André di Jouviers. La Cruz di San Giorgio Comelians. La Cruz di San Vicente di Toalias. La Cruz di San Leonardo di Mieli. La Cruz di San Florian di Povolar. La Cruz di San Nicolò di Comelians. La Cruz di San Canzian di Prato. La Cruz di San Filippo Iacum di Pesaria. La Cruz di San Leonardo di Dasaia. La Cruz di San Matteo di Monai. La Cruz di San Juan di Monai. E la Cruz di San Spirt di Monai. La Cruz di Santo Anno di Ludario. La
La Cruz di San Nicolò di Huesos. La Cruz di San Juan Battista di Frasenio. La Cruz di San Michiol di Culino. La Cruz di San Gotthard di Sigiet. Grazie van der Heilige Margarete van Bloden. Grazie van der Heilige Oswald van Zeboden. La Cruz de Santissima Eternità di Davar. La Cruz di San Vigili di Davar. La Cruz da Madonna del Carmine di Lengione. La Cruz di Santa Teresa di Chialina. La Cruz di San Nicolò di Chialina. La Cruz de Sans Viz Modeste Crescenzie di Liaries. La Cruz di San Laurinch di Clavaias. La Cruz di Sant'Antonio di Mion. La Cruz di San Pellegrin di Dentran. La Cruz di Santa Elena di Luvincias. La Cruz di Sant'Uri di Davasta. La Cruz di San Roch di Cella. La Cruz di Santa Fosca di Negrons. La Cruz di San Pelai e Luigi di Muina. La Cruz di San Martín di San Martín. La Cruz da Madonna di Loret di Muina. E la Cruz di San Martín Vescovo di Ciuciubì. Sante Martine, ora promovi. Sante Martine, ora promovi. Il tian das litanias dei Sants, asci libere talarie duttune, cui flox di ogni color che da ogni singole croce asci lasci inchiareccia e a svualetin come tanta spaveas in tieste. Sante Gottarde, ora promovi.
La lungheria di Cross a chiamine su pacroste da tiere, come che ogni dì la inta si chiate a chiaminare sul troi da vite, e a portare che Cross a sombras di giovins e di vecchios, di oms e di feminas, ognun col suo passe, con la sua farce. Personas che han già provato le difficoltà dal vivi e mularie che hanno in modo affrontare la fadie e la scommesse dal vivi. Santi patriarche et profete, orate pro nobis. Omnes santi patriarche et profete, Sancte Paule, ora pro nobis. Sancte Paule, Interrogazione al scriv Pretoni Beline i viut che stermonie di età e che completamente da stagioni da vite. Col tempo e con la pazienza, la rogazione arriva a chiattare il soppas just che non cionce la juales da mularie e non creve las giambas dai vecchios. L'amministrazione era 5 momenti corti, ma prima di un'icona, un'immagine che rappresenta la virtù, dopo la parola di Dio, la testimonianza, l'oremus è un gesto concreto che vi proponiamo. Allora, questa è la stazione da carità e l'icona di questa bonsa la mostra il fatto evangelico del buon samaritano. Un'immagine particolarmente chiara in questa comunità, che si sforza di tramutare la vita di ogni dì, il viene esempio dal suo patrono San Martino, che è stato il primo santo da carità. Il Signore con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. Gesù rispose: un uomo veniva io da Gerusalemme a ieri, quando si è intivato dai briganti che gli hanno portato via tutto, lo hanno prestato e poi si insidirà lasciando lui di là che ricade. Per combinazione al passo parai un predi, al viato l'uomo ferito e al passo via il dretto che ha da banda da strada. Allora poi c'è il viaggio. Invece un samaritano che all'arriviaggio i passa d'ogni, lo viato e al sindur per lui. Dall'indomani a tirare fuori due denari, di aiutare lo stir e dice: io di lui, e c'è che tu spinderai in lui, e rifonderai quanti doni da oro. Cui di questi tre di pari che siano stati il prossimo di quelli che si era intivato con i briganti. Un dei modi autentici di manifestare l'amore verso il prossimo è rinunciare di nostri per l'incontri e gli bisogni dei nostri stati. Virginia il cura per questa richiesta che lo fa padre Bruno, missionario saveriano e plevale di tutta la Valle San Gazzè. Se per caso riuscissimo a guardare negli occhi una persona, se per caso riuscissimo a incrociare lo sguardo o riuscissimo in qualche maniera ad ascoltare davvero quello che ci dice, non ci capiterebbe come a quel sacerdote che forse
molto impegnato nella sua testa, ha visto questa persona, ma non ha visto un uomo, ha visto semplicemente qualche cosa per strada e l'ha lasciato lì. Se avesse incrociato il suo sguardo con quella persona ferita, o come quell'altro preso nella sua ideologia, nei suoi pensieri, che non ha sentito il grido d'aiuto, il lamento di questa persona. Guardare ma non vedere, ascoltare, sentire ma non ascoltare. Ebbene, il samaritano è quella persona che è riuscita a vedere una persona, un uomo lì, e non qualche idea. Il samaritano è colui che è riuscito in qualche maniera ad ascoltare il gemito e a confonderlo con le sue richieste d'aiuto, sentire che aveva bisogno e sentire allo stesso tempo che anche lui ha avuto bisogno e quindi si è chinato. Ecco allora che io vi invito in questo momento ad allungare lo sguardo per ascoltare quei ragazzi a Kinshasa che in questo momento padre Pierre, un missionario della nostra forania, sta cercando di aiutare. Ragazzi che in questo momento non hanno niente perché abbandonati e che hanno bisogno di un posto dove trovarsi, un posto dove poter mangiare, dove essere ascoltati. Ecco, il mio invito è di ascoltare veramente la voce di padre Pierre che ci chiede questo e la voce di questi ragazzi che ci chiedono di essere aiutati. Faccio Gesù buon samaritano dall'umanità, che sul tuo genere della nostra vita diventi un regalo, una benedizione, per tutti che ti attengono di te e per tutti che pur lontani in luoghi qui nessi gesti di condivisione. Kyrie eleison, Kyrie eleison. La invocazione sulla squadra di pasta del monte e la benedizione. Dal tristimp datam tiesta e dal fuoco, Libera-nos, Domine, das malatias, das disgracias e da vuero, libera-nos, Domine, dal flagel del terremoto, libera-nos, Domine, da muerte eterna, libera-nos, Domine, perché tu ti indegna, Signor, di danos i prodos da tierra. te rogamus ad Dios, Perché tu ti indegna, Signor, di danos i prodos di un onest lavoro. te rogamus ad Dios, Perché tu ti indegna, Signor, di esaudino. te rogamus ad Dios. E la benedizione di Dio Onnipotente, che veniva sui campi, sui prati, sui boschi, sulle chiese, sulle nostre famiglie, dove e ogni dia che resti per sempre. Amen. Sante Leonardo, ora pro nobis, Il son dal companon all'entra entre las viuchas dal país tindudas a fieste, infloquetadas e vestidas di brenas e di rosas, a palesar al bon accette la fieda ai cirubits per tutte queste int. Al scrif Pretoni Belline. In ta tradizione devozional popular, las litanias dai sants vengono cantadas o preadas in diversas occasions, ma il cantas litanias dai sants ta rogazione ha un significato e un valore simbolico tut particolare.
Se il chiamina insieme, nos dal sens d'armonie fra las diversas etats e condizions das personas, il chiamina clamant tutti i sants e soreduti i sants da nostre tiere e da nostre storie, nos dal sens d'armonie tra la tiere e il cielo. Sante Gottarde, ora promovi. Sante Gottarde, ora promovi. Resigna stazione da fede, questa seconda virtù teologale. E con l'icona di questo mosaico che vede di fronte in alto, Abramo l'ha mettuto a prova. Il Signore domanda di sacrificarci che aveva di più chiaro, Isaac, il figlio promessa, quel che deve garantire la discendenza. Ma Dio amante risultiva da vita, stagliata la fede di Abramo, gli ferma la mano armata e torna a regalare il figlio. Ascoltin come dopo la parola di Dio da Genesi, c'è molto che di voi si può con la fede, fa qui 30 prove più dure. Dal libro dal Genesi, in che dice, Dio al mette a prova Abramo, lo clama Abramo. Gli risponde, i secchi a chi? Dio gli dice, chiappe su tuo figlio, che tu hai nome quel, e che tu vus un ben di vita, Isaac, e va a terra di Moria, e ahí tu mal offrirai in sacrifici su un monte che io ti mostrerai. Rivaz, dal luogo che Dio gli aveva mostrato, Abramo al fas l'altar, all'intasse las legnas, poi alle Sofì e lo mette sull'altar per zore das legnas. Poi Abramo allunge la mano, al tolto il curtis per sacrificare il figlio. Ma l'agno del Signore lo clama dal cielo e dice, Abramo, Abramo, gli risponde, e sei a chi? L'agno gli dice, non stai un già la mano quintri dal tuo frutto, non sta fai dal male. Come sai che tu hai teme di Dio e non tu mi hai repudato niente il tuo unico figlio. Allora Abramo, alzanti voi, alviò un roc intribiato, cui quars in un sterpo. Lo va a toli e lo brucia sull'altar in pen dal figlio. L'agno del Signore al clame dal cielo Abramo per seconde volte e dice, i giuri su di me, sentenza del Signore, per via che tu hai fatto questo e non tu hai sparagnato tuo figlio, l'unico che tu devas, io
ti colmerai di benedizione e moltiplicherai la tua giarnazie come la stella del cielo e come il savalone che è sulla riva del mare. La tua giarnazie arriverà a paronare la città dai tuoi nemici. Per tua giarnazie saranno benediti tutti i popoli del cielo, perché tu hai obbedito a me, Logos. Parole di Dio. Ma Elena mi presenti che c'è l'aria che devo dire che è protagonista c'è la storia. 3 lunghi dies hai durato la prova di Abramo. Dopo che Dio aveva domandato di sacrificare suo figlio Isaac, aveva chiaminato, col cur che aveva, per arrivare al mondo morire. Ma si è fidato e il Signore non l'abbandona, qui che si fida di lui. Che lo vi sperimentate in ogni ora. Le nostre prove che vi affrontato in 10 anni fa a riguardo la mia seconda gravidanza. Non conti che scombra assai piuttosto paurose e riservate. Usconti la mia esperienza per testimoniare che il Signore sostenta al momento da prove. Al quinto mese, tanto morfologiche, mi è stata diagnosticata una malformazione del feto, che poteva essere legata al sindrome di Down o ad altre sindrome più grave. Dopo un primo momento di sconforto, considerato che non hanno tagliato di aborto, per aule che mi fa sentire male, non mi parvele pronunciate, dopo che momento di paura, di insicurezza, si inizia a fare un'ecografia più approfondita al Burlo a Trieste. Lì noi siamo tutti di fronte a più situazione e a miglior situazione. Lì abbiamo conosciuto la chirurga che aveva fatto l'intervento, una persona splendida, che fa il suo lavoro con tanto amore. E con la sua delicatezza ci ha spiegato la situazione. La frutta, abbiamo saputo lì che erano frutte e che ci lasciava ben sperare, visto che le femmine, a dici che sono più forti, aveva il 60% di possibilità di sopravvivenza. E se superava l'intervento e aveva veduto bene, aveva avuto una vita normale. Abbiamo scelto là in davanti, abbiamo proprio detto a Dio che sei fatta la tua volontà. L'era il Signore che aveva di decidi, non sentivi in denti che avevi di scegliere la vita. Si è sciuso da che stanze serene, abbiamo affrontato con fede e con speranza che invece gravidanze. La preghiera da cappelluta dall'ospedale mi è stata di gran conforto. E tanti hanno pregato per me, per me. Non è stato né passeggiare per nessuno di noi. Quando Ilaria aveva un edì, ha subito una lunga e delicata operazione. Per 10 giorni l'hanno intubata e io pregavo il Signore che mi lasciasse, sane o malate. Alla fine, tutto l'ha bene. Da questa esperienza avevo imparato ad apprezzare ogni piccola roba, anche che a me scontate, come che ritenuti al braccio tuo figlio o ricambiare il pangitto. Avevo capito che la vita è preziosa e che quando si di fronte a una scelta, avevo di lasciarsi guidare da coscienza. Avevo imparato a condividere le spore, le attese, i momenti miei e che più difficili con altri genitori, con avuto prove magari più grandi. Avevo veramente capito che il Signore non smette alla prova, ma non dà anche la forza di affrontarle. Preghi. Faccio, Signor Gesù, che dai momenti da prova con sempre più confidenza impari a buttarsi senza paura dai tuoi bracci. Anche a questo ti dicevo, fai crescere la nostra fede. Se dai momenti più scuri non stiamo il dubbio, l'avvilimento e il marò, fas che sperimentino d'ogni di noi la tua presenza dolce e consolante. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dal tristim tempiesta e dal fuoco, libera-nos Domine, dal materialismo e da mancanza di fede, libera-nos Domine, dal flagello del terremoto, libera-nos Domine, da morte eterna, libera-nos
Señor, di danos y produce da tierra. Te rogamos, audinos. Perché tu ti indegna, Signore, di danos un spirito di collaborazione e di pace. Te rogamos, audinos. Perché tu ti indegna, Signore, di esaudirnos. Te rogamos, audinos. La benedizione di Dio Onnipotente, che veniva sui prati, sui campi, sui boschi, sulle chiesas, sul nostro lavoro, che si riduce sulle nostre famiglie e con noi che resti per sempre. Amen. Allora il segnale concreto di questa tappa, quando il Signore l'ha mandato sia questo in missione, ha ordinato di munirsi di bastone per il viaggio. Il bastone è il simbolo del peregrinare per fede e interfede. Allora la ring davanti, un terreno fra un centinaio di metri, un posto di passo col bastone che lo consegna e dopo il passin a chi che viene in lavoro. Ecco, e che tu ci consegna? Ma no, viene dalla India. Sante Stefane, ora Passare in devoto. A scrive Pretoni Beline. La glese più biele, coi fornimenti più chiari e fins, con la pittura e la statua più perfettas, con le agneulas d'incenso più fantasiosas, non va la glese vive da vite, con la immensità da volte dal ciel, col chian dai uccei, con gli arbui che sfidano il ciel, col profumo lattiere da erbe, con l'aria da vierte che porta attorno la semencias da vite. L'anta torna per i prati e per i chiams tutti insieme e da urdas crows si ha l'impressione di rivivi o addirittura di chiatasci in compagnia di Cristo e dei suoi discepoli, quando al passare di borg in borg vorinti malats, dan spirito agli avviliti e disperati, predicando la buona nuova ai puars e agli ultimi di Cheshmont. Sante Gottarde, ora promovi. Sante Gottarde, Sante Agostine, ora promovi. La sosta, la stazione da Speranza. L'immagine più chiara ai nostri scorsi è la Madonna da Vostra. Di generazione in generazione, in questi svons, all'ampreada e clamada. L'assunto è la femmina delle promesse mantenute, ma prima è stata la femmina che la sua speranza è stata mettuta dura prova, in diversi momenti della sua vita. L'annunciazione, la presentazione di Gesù al Tempio, il momento da mettura in croce, il sabato santa. Scoltin, dopo la parola di Dio, e facendo le invocazioni in colmas di speranza, e ai giovani della nostra comunità che ci stanno parecchiando a crescere. Lo sentim, sapadin. Bei mir Evangelie vom heiligen Lukas. In der Zeit, als sein Vater und seine Mutter gebunden, und sie von ihm haben gesagt, Simeon hat sie gesegnet, und hat der Mutter Gottes Maria gesagt, ist geschickt worden, als durch ihn Abwesen Leid in Israel werden nieder und Abwesen werden aufgehebt. Wird das Zeichen sein, wo der Wiederbär, ihr wird als Abel durch die Seele gestochen, als der Gedanke Abwesen Leid erklärt sein. Wort
am Herr Gottes. Lauta Dio Cristo. Senti come dalla speranza smenza il desiderio di impegnarsi nei nostri giorni. Noi speriamo in un mondo dove l'umanità ha fideti da fare per rispettare l'ambiente e ogni creatura di Dio, senza permettere che segnali di distruzione e di morte accompagnino il troi dal nuovo mondo. Si impegni dal nostro piccolo a nostra acciai pensa a nostra disposizione e tornare a operare che il care possibile. Noi speriamo in un mondo dove i politici arrivino ad ora di accettare e fare orecchie le idee dei cittadini, che ci dettano da fare risolvere le necessità della comunità e che non cirino il proprio torno conto. Ci impegniamo a interessarci dai temi della politica, a far valere le nostre idee e a far sentire le nostre voci. Speriamo in un'Iglesia pura e attenta ai poveri, capace sempre la fede e la speranza del popolo cristiano e che ci unità con la Iglesia. Ci impegniamo a essere parte attive per la vita delle nostre parrocchie e a dare il nostro contributo e che la povera fa la cresima. Speriamo in un mondo dove i vecchi non restino besoi abbandonati, ma che siano sempre accettati con affetto e danno valore ai loro saperi. Con le svilte periodiche dei nostri gruppi da chiesa di pose, e ci riuniamo un pochino più concrete la nostra speranza. Speriamo in un mondo dove crediamo viaggiano le porte di Gesù, perché il Signore la propria vita che non si è intentato di bloccare le strade. Speriamo in un mondo dove crediamo non pensano a divertirsi, ma anche a aiutare le persone manco fortunate. Direi di impegnarsi a mantenere viva la nostra fede e a non essere al cura le persone che non domani si umani. Speriamo che la nostra comunità diventi un piccolo ma importante esempio per tutto il mondo, una comunità buona, generosa, affidabile e aperta verso di tutti. Ci impegniamo cominciando a piccole robe, aiutando al centro estivo, dando una mano alle feste tradizionali popolari, in modo di mantenere vive la memoria dei vecchi e dei frutti, e per fare in modo che le persone, in particolare le persone, appunto a parte di queste feste, per giorni insieme di un'età di allegria e compagnia. Speriamo in un mondo dove le relazioni tra i popoli svevino la fonte sui valori della pace e della solidarietà. Ci impegniamo a essere costruttori di pace in tutti i campi, la scuola, la società, la famiglia e a tirare il prossimo con generosità. Speriamo in un mondo dove la quarta tra chi di famiglia arrivi sempre poi alla fonte sull'amore, sulla contentezza e sul bene di ogni singola persona, dal frutto si intramai al vecchio e cancellando violenze, divisioni e divorzi. Si impegni a maturare e a crescere in modo da capire a fondo che l'amore non è solo innamorarsi, ma è cercare sempre il ben di altre persone e anche quando che sta al costo. I mettente a suas mani, Signore, la speranza della nostra gioventù, d'ogni richiesta di tutti gli uomini di buona volontà. Non sta mai lasciare che la disperazione attiapi la vente su per noi e fa che diventino testimoni slugins di queste virtù teologali. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dal tristim, da tempiesta e dal fuoco, libera-nos, Domine, das gelosias, das invidias e da ogni forma di prepotenza, libera-nos, Domine, dal flagello al terremoto, libera-nos, Domine, da muerte eterna, libera-nos, Domine, perché tu indegna, Signor, di dano si prodos da tierra, e ora-nos audi-nos, perché tu ti indegna, Signor, di darnos un spirito di collaborazione e di disponibilità. e ora-nos audi-nos, Perché
tu ti indegna, Signor, di ascoltarlo. E oramos audinos. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, che veniva sui chiams, sui prati, sui boschi, sulla nostra chiesa, sul nostro lavoro, sulla nostra vita, e con noi che resti per sempre. Amen. Due segni concreti che i ferrai e che i portati dai Clesemans che accompagneranno la Madonna da vostro, farà il segno da spieta, da speranza, e dopo si daranno il frutto sui piccoli, una delle esortazioni del Nuovo Testamento significative relative alla speranza. Alle San Pieri che l'invita ad adorare il Signore, Cristo e i nostri scusi e a rendere ragione la speranza che viene dentro di noi. Santa Maria, ora pro nobis, A Storning, las invocazioni dei Santi, dopo qualche litania da Madone, per rendi onore e immagine che è al cur dei Cirubiz e che in queste occasioni straordinarie attiamine anche ieri sul troi d'arogazione d'ottune con la Scrous e la Int. Ora pro nobis, ante In che ferai, portas das giovines dal paese a bale la luce, un segnal di speranza, non nome per loro, ma per tutte la int di buone volontà. Il son dal companon a si fa sempre più forte e il troi d'erogazione alla raffinita plebe di San Martin, dove che la cerimonia a si sierrerà con la messe grande chiantade. ante costarde, ora pro nobis.
secundum Ioannem. In che volte Gesù dice, las mes piores escolten la me voz, e io in ascos, e l'ora mi veni de vous. Io doi la vita eterna, e non si perderà neanche una, e nessuno potrà chiavarles des mes noms. Mio pari che me zadades alle tue grandi luci, e nessuno può chiavarles das mans di mio mari. Io e il pari tu, ti sento tu. Parole dal Signore. Giustamente mi hanno detto di tagliare 15 secondi, riduci in 3-4 minuti, dici che viene preparato, ma questo creerà magari un po' di confusione. Allora, la prima roba che viene fuori dall'Evangelio è che cerca il cristianesimo. A volte si tradin perché pensiamo che al set un insieme di idee su Dio, un insieme di roba da fare o da non fare, una filosofia di vita. Il Vangelo che lo dice che il cristianesimo è un rapporto vivo, personale, chiaro e intimo con il Signore. Alle chieste dalla vita, non altre cose. Un rapporto personale, chiaro con il Signore. E in tutto il capitolo 10 di San Giovanni il Signore ci presenta come il buon pastore. Io ho avuto la fortuna di, una trentina di anni fa, di là con mio barco che aveva un troppo di piore in mondo e che era in scricciata scomata spiore, era circa un 200 e lui aveva 100. E mi ha detto prova a clamarla, io ho tirato fuori che ho un tocco di pane, mi ha lasciato clamare 2 minuti e dopo ho detto senta appena che la mia boccia è stata bellissima, perché le 100 ore sono venute di corso in quinta che ci sono molte. Ecco, l'immagine ci voleva di Gesù con che immagine. Il Vangelo di Ueno dice che il Signore non conosce, ma la Bibbia conosce non è mai una conoscenza grafica. Lei conosce di una madre suo figlio. E sempre già dall'Antico Testamento il verbo Yadà voleva dire una conoscenza amorosa. E noi siamo chiamati ad ascoltare il Signore, lei è di Lui. Ma c'è vino di ascoltare. Chi è distinto di ascoltare, il Signore non dice fai questo, non sta a fare questo. Si potesse stricciare la Bibbia finta di ridurla a 3-4 parole, resterei questo. Il Signore ti dice io ti voglio bene. E allora ci lea questo Vangelo con la tre virtù teologale grazie al Spirito Santo. È lo Spirito Santo che non permette di avere un rapporto personale con il Signore, e lo Spirito Santo al battesimo che non ha, che l'ha portato con sé, e si è regai, in un frutto, e le tre virtù teologali. La fede che non permette di credere in Dio, ma non è credere che esiste. Cioè, non mi toglie la mia vita credere che il Signore esiste. La fede vera è crodi che il Signore vuole un ben da mazza e la croce lo sta testimoniando, al podut e la conseguenza è che la cuore sparisce. Questo è fede. Vivi senza cuore e questo è possibile, lo testimoni qualche persona tra noi ed è meraviglioso. La speranza vuol dire plan plan eliminare, pensate, la morte dal nostro orizzonte. Speranza vuol dire vivi dall'attesa, pensate, la parabola das vergines, la stoltas, la sapienza, vuol dire vivi in attesa del Signore, per cui all'orizzonte è sempre lui tu hai il paradiso. Questo vuol dire relativizzare questo strosso e chiappare e Dio di leggere la vita come un piccolo anticipo di ciò che io e alla fine la carità.
Spirito Santo, il battesimo, hanno dato questa virtù teologale, vuol dire la capacità di amare con l'amore di Dio. E è perché che solo un cristiano autentico può volere in maniera speciale, con umiltà, con rispetto di quel che tu aiutas, con gratuità, cioè, ma con l'amore del Signore. Come che non siamo contati i nostri svons, non in da ora, dal modo di fare che venti appazzuta Iglesia di Aquilei, mediante la grazia del battesimo. Il credo in Dio, Padre Onnipotente, che non si vota, che non ti apparò, e in Gesù Cristo, Figlio di nostro Signore, per suo valore dello Spirito Santo, del Vergine Maria, mediante il croce, sacrificio, croce, alleato il mondo, e la verce di la necessità, alleato su in cielo, e la sta sentata dietro dalla pari, ordinato in carne di Genoa, il loro Spirito Santo, la Chiesa Santa, il valore di grazia, che resurrete e resterà. Amen. Va bene, di ogni punto di queste poi parlare che io dirò di Alessandria e di nostra Aquilei e che predicano anche in Gerusalemme, né che andai, né che dai Bude, né che non di Cristo invarai un altro. Il Signore nos ha regalato il suo Spirito con la confidenza e la libertà dai figli o disegni con fede. Pari Nesti, che tu sei santificato in nome, che hai venuto e sei fatta la tua volontà, come in cielo anche in terra. Il pane che tu scomette, dato sapore, e perdonami i nostri debiti, come che anche noi vi perdonate i nostri debitori, e non stramente in questa tentazione, ma deliberi-nos dal male. Deliberi-nos, Signore, di ogni sorte di male. Concedi-nos la pace alle nostre vite. E con l'aiuto della tua misericordia saremo sempre senza peccato e senza nessuna conturbie, intanto aspettiamo la santa speranza che alveni il nostro Signore Gesù Cristo. Signor Gesù Cristo, tu has detto e apposto us lasci la paz, us doi la me paz. Non stava a dare i nostri peccati, ma chiare la fede dell'Ecclesia tua e indegniti di dare ogni te paz, come che è la tua volontà, tu che tu vivi e tu regni, pari in eterno. Amen. La paz del Signore che sei sempre con voi. Dissi un segno di pace. Che
Fortunats noi, perché così invitati alla cena dell'agnello. Velo chi, l'agnello di Dio, che al chiappe sui che chiazza da me. Signore, non si deve che tu vensi in casa me, ma quando una sola porterà. Passons dall'eternità, i più risfranchiati col sangue, tant preseat al tuo figlio, per Cristo nostro Signore. E disegna anche grazie a Cerciolini, perché è stato veramente bene. Voi avete preparato un spettacolo di erogazione, sia da bande spirituali che da bande fisiche, e allora us disegno veramente grazie, in partenza al cur che striquato. E allora ricordiamo anche Don Renzo che l'ha voluto che ha 3 volte, e poi di mattina io ho fatto una roba e sono arrivato sulla città cimiteri e sono andato a aiutare proprio lui e Enrico e a dire che vi ho detto di nuovo e aiutare non se ne davanti all'occasione. E allora credo che nos vedi proteggiuti dall'alto. Us visi che il prossimo anno si chiama a pleve e torniamo a cominciare il giro da rogazione e quindi si chiama da pleve male. Il Signore con voi, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, nos benedisce. La messa è finita, l'incun Dio. La messa è finita, l'hai con Dio. Alleluia, alleluia.
Las Crows lasciano la plebe di San Martin e tornano tas loro comunità per continuare a camminare tutt'une con la int dal troi da vite di ogni dì.